Riprendiamo la linea dal Frogheri di Nuoro, dove in questo momento le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Nonostante la giornata caldissima, c'è una bella cornice di pubblico, una coperta. È partita sicuramente interessante sotto tanti aspetti. Vorrei che è iniziata la preparazione una settimana dopo la Torres, qualcosa in meno nelle gambe, ma sicuramente sarà una sfida interessante per la qualità dei giocatori in campo. Abbiamo detto prima una sfida con tanti ex da una parte e dall'altra. Abbiamo ricordato Roberto Merenda, Carlo Piga e Giacomo Cocco, e dalla parte invece della Nuorese Vincenzo Guarino, Marco Russu, Daniel Vilea, tutti ex della formazione nuorese. Ingresso in campo e saluti naturalmente tra le due formazioni che vi vado a leggere nuovamente. Torres inizierà questa sfida con Vagge tra i pali, poi Vilea, Ruiu, Pisano, Riccardo Pinna, Congiu, Bianco, Masala, Sartor, Milani, De Martis. A disposizione dei mister Mariotti Colombo, Guarino, Russu, Cruz, Samuele Pinna, Piana, Verdi, Schiale, Piriotto e Pittori. Nuorese invece che scende in campo con Monni, Sau, Illario, Meloni, Chessa, Merenda, Aiana, Figa, Cocco, Caboni, Ragazzu. A disposizione Ticca, Santoro, Porta, Sanna, Caggio, Pellegrini, Orecchio e Mirenda per il tecnico Brastare. Torres gioca maglia rossa, Nuorese maglia azzurra. Torres a destra, a sinistra di questo primo tempo rispetto alla nostra postazione. Pronto per dare avvio a questa sfida. Abbiamo detto il tecnico Mariotti per la prima volta, ma ci mostra intanto è iniziato proprio ora il primo tempo dell'amichevole tra Nuorese e Torres. Abbiamo detto mister Mariotti per la prima volta mette in campo i suoi. Ci sono state una serie di amichevoli ma in famiglia, quindi questo è sicuramente un test più importante. E andiamo subito in cronaca con Ruiu all'indietro per Riccardo Pinna. Attenzione perché non trova Riccardo Pinna il pallone e c'è un tentativo subito della Nuorese perché c'è stato uno sbaglione difensivo, un rimbalzo che ha tradito Riccardo Pinna. È andato Congiu poi a contrasto, vediamo con chi, con Ragazzu, tentato Ragazzu che è andato prima a terra poi si è rialzato, ha calciato fuori, però non ha trovato lo specchio. Subito Nuorese, quando intanto segniamo il cronometro 18 e 17 minuti il fischio d'inizio, quindi un minuto già in pericolo per la formazione rossoblu. Con questo tentativo di Ragazzu, devo dire, sull'errore di Riccardo Pinna, tradito dal terreno. Intanto il lancio di Congiu in avanti, cercare Sartor, va Sartor da solo, Sartor. La conclusione che è parata da Monni, si è liberato bene di due giocatori che correvano accanto a lui, quindi un'occasione per parte già dopo un minuto di gara. Sartor che è partito velocissimo ma non ha avuto problemi a tenere il pallone tra i piedi, nonostante il contrasto di Merenda da una parte e dell'altro difensore dall'altra. Si riparte con la Nuorese che mette in mezzo al campo ancora Ragazzu che apre sulla sinistra, gli ruba palla ma fallosamente Pisano. Dopo ci sarà calcio di punizione a favore della Nuorese dal vertice destro dell'area, 4-5 metri fuori. Sul pallone c'è Ragazzu, ma anche Giacomo Cocco sono in tre e anche Meloni. Vediamo la soluzione scelta dalla formazione di casa, partita già vincente in queste sue prime battute. Resta solo Ragazzu per questa battuta, risposta alla barriera, vediamo se tirerà in porta. No, anzi sì, ha tirato verso la porta ma il pallone è andato sulla barriera rosso-blu, squadra che si distende ma il pallone ancora per la Nuorese. Va Bilea a contrasto su Aiana,
pallone che carambola fuori, a rimessa per la formazione di Prastaro. Va sul pallone Sau per la rimessa laterale, palla in avanti di testa, Ruiu allontana non di molto, tanto Congi invece ci pensa lui a allontanare il più possibile. Attenzione, una buona occasione per la Torres che si può distendere con Sartor che ha spazio da solo. Adesso gli chiudono invece lo spazio per via centrale, allora mette sulla sinistra per De Martis che però è fermato in fuorigioco. Dunque sfuma l'occasione, Sartor non se l'è sentita di proseguire nella percussione centrale, a quel punto si erano stretti i due giocatori nuoresi. E dunque il fuorigioco De Martis sulla sinistra e sarà calcio di punizione già battuto. Abbiamo un altro ex Torres che ci siamo dimenticati di citare prima ed è Chessa. Ancora Nuorese che manovra con Merenda, si gioca sull'out di sinistra, ragazzo, anzi no, il numero 11 Caboni. Fallo di Pisano in mezzo al campo. Sarà Merenda a battere questo calcio di punizione. Palla lunghissima. A cercare il numero 7 Ayana. Ayana per Ragazzu. Si cerca dello spazio, va sul fondo, mette al centro, di testa Congio, allontana. Ci prova con una conclusione dal limite Sbilenka. Prima Meloni e poi un'altra conclusione sempre dal limite sulla respinta della difesa. Pallone termina tra le braccia di Vagge. Si riparte con Riccardo Pinna. All'indietro per Congiu. Avanza Congiu, palla al piede, controlla la disposizione dei suoi. Ancora pallone per Pinna, schiedato come centrale proprio accanto a Congiu. Parte Ruiu sulla sinistra, contrastato da Cocco, ma riesce comunque Ruiu a mettere in avanti per Milani, che viene anticipato. Il fallo laterale sarà per i rossoblù. Avanza Ruiu per la rimessa. Messa all'indietro per Pisano. Pisano che deve allargare dall'altra parte dove trova Bilea. Bilea subito attaccato, c'è forse un tocco al piede d'appoggio, ma riesce comunque Bilea a mettere all'indietro per Congiu. Congiu ancora per Pisano che allarga nuovamente per Bilea, supera la metà campo, ora Bilea. Per De Martis, ancora Bilea. Nuorese. Non riesce il passaggio di Bilea per Masala, ma conquista comunque nuovamente il pallone la Torres con Masala. Ruiu ora sulla sinistra, ancora Masala. Pisano vede ancora il compagno Masala sulla sinistra, una bella triangolazione con De Martis e poi Ruiu, però arriva con un secondo di ritardo, il pallone ha terminato, il fallo laterale. Bella combinazione velocità sull'auto di sinistra, non è riuscita a controllare benissimo Ruiu e il pallone gli è sfilato fuori. Rimessa dunque per la Nuorese. Va a saltare Ragazzu ma non trova l'impatto col pallone e allora Riccardo Pinna mette all'indietro per Vagge che va con i piedi a cercare Congiu per Pisano che funge un po' da play basso, palla in avanti a cercare Ruiu, va Ruiu, viene però anticipato in area Ruiu da un buon intervento del numero 7 Ayana che prova poi a fare partire le sue ma senza successo. La rimessa è ancora della Torres. Bianco, Pisano, Riccardo Pinna, Congiu. Si parte ancora dalla metà campo rossoblu e dalla difesa rossoblu. Bilea. Bomba palla in mezzo al campo, l'esterno della Nuorese, può ripartire la formazione di casa. Attenzione, palla in aria ancora per Ragazzu che riesce a concludere ma manda al lato. E dunque ancora pericolosa la formazione di casa con qui questo
caso Vilea che ha perso palla sull'out di destra. Si riparte dal rinvio di Vagge con giù Torres, che ricordiamo per la prima volta in questa stagione tocca l'erba perché sta effettuando la preparazione sul sintetico di Usini. Sicuramente qualche problematica in più la troveranno i giocatori di Mister Mariotti, che dovranno necessariamente fare allenamenti anche al stadio Vannisanna prima del prossimo impegno, cioè la gara di Coppa Italia del 18. Intanto De Martis prova a mettere in avanti per lanciare Sartor, ma viene anticipato il giocatore rossoblu. Ora palla indietro di Vilea per Vagge, controlla bene l'estremo difensore della Torres, va avanti ancora Pisano che lancia lungo a cercare Sartor, qui non riesce un ottimo controllo, deve uscire il portiere Monni, para a terra. Si riparte dalla Nuorese con Merenda sulla sinistra, palla ora in mezzo per Meloni che vede e serve Ayana, non controlla bene Ayana, si avventano sul pallone Sartor e Ruiu, arriva Sartor, poi Meloni, poi Masala, poi De Martis, tentativo di Meloni di prendere il pallone ma non riuscito, Bianco, ancora Masala, servizio per De Martis, subito attribuito il capitano rossoblu, c'è il fallo fischiato su De Martis che batterà un calcio di punizione davanti alla panchina di mister Prastaro. Poco più di 10 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Nuorese e Torres, ma partita subito vivace con 2 occasioni pericolose per parte, e poi Nuorese ne ha avuto un'altra con Ragazzo, la seconda qualche minuto fa. Intanto calcio di punizione, vanno a saltare naturalmente i giocatori rossoblu, tra cui Congiu, palla che doveva arrivare a lui ma troppo lunga per tutti. La punizione di De Martis, il pallone sfila sul fondo. Palla rimessa Monni, Monni cercare sempre Ragazzo, il terminale offensivo della Nuorese, ben controllato però nell'occasione, palla che arriva nuovamente a Sartor che lascia per De Martis, palla bellissima di De Martis ancora per Sartor che va giù, sarà calcio d'angolo. In realtà era Milani che aveva scambiato con De Martis, sulla cui confondiamo. Milani subito triangolazione con De Martis e poi intanto sarà calcio d'angolo con i rossoblu, Rudu e De Martis. A saltare in mezzo all'area a De Martis, palla sul secondo palo, tutti a terra, ma ha fischiato un calcio di punizione il direttore di gara. Quindi gioco fermo, si ripartirà dall'area della Nuorese. Va Monni, lancio lungo, cercare sempre la testa di Ragazzo, anche qui sfiora il pallone ma c'è nessun altro dopo di lui, quella sfera termina tra le braccia di Vagge. Pisano che apre per Vilea, Vilea all'indietro per Pisano che cerca la profondità ma non la trova, va Congiu poi a contrasto in mezzo al campo e subisce fallo. Calcio di punizione già battuto per la Torres con Pisano, Bianco che non controlla, ancora un balzo tradisce
centrocampista rossoblu, palla per Merenda, lancio lungo di Merenda, a saltare, lo fa bene di Vilea, che mette in fallo laterale anticipando il diretto avversario sulla sinistra. Sarà rimessa laterale sull'out di sinistra. Siamo quasi al quarto d'ora nel corso del primo tempo. 0-0 il risultato tra Nuorese e Torres. Intanto Vilea che manda in avanti, va giù dalla parte dall'auto di destra Sartoro, ma l'arbitro lascia proseguire, il pallone sfila e arriva ancora Monni che può servire i suoi. Chessa, ancora Chessa, serve a Iana sulla destra, sbaglia ancora Iana, due controlli non ottimali per lui. Si va allora tutto a sinistra con la Nuorese, prova adesso a servire nuovamente il ragazzo, va subito Congio su di lui, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si lamenta il ragazzo. Intanto De Martis che vuole servire Ruiu, quasi anticipato, perché poi ci arriva nuovamente Ruiu, perde palla, però qua De Martis nuovamente, parte Cocco dall'out di destra, sarà angolo per la formazione nuorese. Qui non si sono capiti De Martis con Ruiu sull'auto di destra. Dunque un corner per parte, adesso saranno i giocatori di Prastaro a usufruire di questo calcio d'angolo. Vediamo chi è alla battuta, forse c'è Piga, la battuta dell'angolo, si attende però il cambio del pallone. Pallone che non arriva, ora sì, tutto pronto per questo corner, anzi sta andando Cocco a recuperare il pallone per darlo a Carlo Piga. 0-0 tra Nuorese e Torres. Non sono mancate le occasioni però in questi primi 16 minuti e mezzo di primo tempo. Battuto in questo momento il calcio d'angolo, non ci arriva De Martis, ma l'arbitro in questa occasione vede un fallo, forse spinto De Martis, e dunque calcio di punizione in favore della Torres. Pagge per Congi, riparte la formazione rossoblu, Congiu per Bianco, lascia per De Martis, alla lunga a cercare Sartor, troppo lunga, ci arriva in presa aerea Monni, Aiana, bello stile, ora si libera del pallone, viene dato a Meloni, qui Chessa, apertura sulla sinistra, fa ripartire la Nuorese, ora pallone all'indietro per Chessa, Sau, ora Chessa, le vie centrali ora, poi ancora sulla sinistra per Merenda, che apre tutto dall'altra parte a cercare Aiana, Barruio su di lui, Aiana riesce a servire, anzi no, Cocco, perché in controtempo il numero 10 della Nuorese deve veder sfilare il pallone, terminare a lato. Stava partendo sulla destra Cocco, ha fatto bene il movimento per ricevere, ma il pallone troppo veloce. Ruiu intanto cercare Sartor, un po' spinto Sartor, infatti vede il fallo di Chessa, il direttore di gara. Siamo nella metà campo, va Pisano ad aprire sulla destra per Vilea. Vilea cerca l'azione personale, perde palla con la Torres un po' sbilanciata, gli ha chiesto un po' troppo Vilea, va ragazzo, lo ferma benissimo Congiu e poi
intervento ancora di Vilea con il pallone in faro laterale. Osserva dalla panchina in piedi mister Mariotti, salutato tra l'altro inizio gara dai suoi ex tifosi. Tanto sul tentativo di Masala c'è stato un contrasto, il pallone terminato sul fondo, dunque sarà messa da parte di Vagge. Quando siamo arrivati quasi al 20° del corso del primo tempo, Nuorese Torres 0-0 in questa prima gara amichevole ufficiale per entrambe le formazioni, per la Torres e per la Nuorese. Intanto un rinvio lunghissimo di Vagge che arriva direttamente a Sartor, che prova la conclusione di controbalzo, anzi in realtà non era Sartor ma era Milani, si assomigliano un po'. Ha provato Milani, ma un rinvio lunghissimo di Vagge che ha trovato ben piazzato Milani, che ha tentato conclusione di controbalzo. Pallone terminato altissimo. Va Monni. Va Monni alla battuta. Cercare sempre Ragazzu, ma è anticipato questa volta da Congio, che ha dato addirittura la metà campo per mettere il pallone in faro laterale. Rimessa per la Nuorese sul lato di sinistra. Palla sempre a cercare Ragazzu, questa volta non ci arriva Bilea, il pallone arriva al giocatore Nuorese che si libera anche di Congiu, va in aria e ottiene un calcio d'angolo. Ragazzu sicuramente il giocatore più pericoloso della formazione di casa, almeno in questo primo tempo. Si deve andare ancora a caccia del pallone per battere questo angolo, secondo per la Nuorese, questa volta però da destra. Ce l'ha sempre Carlo Piga, tutti in aria, i difensori della Nuorese. Tutto corto questa volta il calcio d'angolo da Piga, non ci arriva Cocco, però un pallone deviato e dunque sarà ancora corner. 3-1 computo degli angoli. Vediamo la soluzione di Piga adesso, invece no, mette dentro, attenzione sul palo lungo, non ci arrivano né Merenda né Ragazzu, palla sfila. Si ripartirà da Vagge. Qualche secondo per recuperare il pallone che va sul fondo, si può ripartire. Abbiamo superato il 22° minuto di gioco. Ancora 0-0 tra Nuorese e Torres. Partenza rapida, poi si è un po' fermata la gara, anche se il ritmo è buono. Ricordiamo le due squadre hanno fatto la preparazione in queste settimane. La Torres ha una settimana in più di lavoro sulle gambe. Va intanto Milani che mette al centro, non ci arriva di testa prima De Martis, poi la conclusione di Bianco sulla palla che è sfilata proprio davanti alla porta di Monni, ma c'è stata una deviazione sul tentativo di Bianco e quindi sarà angolo per la Torres. È arrivato il pallone tra i piedi, Francesco Bianco ha tirato di prima intenzione, c'è stata una deviazione del difensore. Intanto corner 3-2, gli angoli. Ancora Martis e Ruiu alla bandierina, palla dentro, ancora un po' lungo pallone di De Martis che sfila in fallo laterale. La rimessa a favore della Nuorese con Ilario, va a prendersi il pallone.
cerca Piga. Piga prova nuovamente a servire Ilario, ma ci mette la punta del piede bianco. Ancora fallo laterale. Siamo ancora lì nella metà campo nuorese, ancora Bianco che ci mette il piede, voleva anticipare il ragazzo, poi il ragazzo controlla ma solo per un secondo, poi il pallone termina nuovamente in fallo laterale, ma questa volta a favore della Torres con Vilea che va alla rimessa a cercare De Martis, va anticipato però il giocatore, poi un pallone sparato in avanti a cercare il solito ragazzo che però stavolta era un po' più indietro e dunque può dare la difesa rossoblu. Cede subito la sfera al play basso Pisano. De Martis che cerca Milani sulla destra, va a terra Milani, poi si rialza, poi perde palla anche De Martis, poi commette fallo Milani. L'arbitro fischia ora, sarà calcio di punizione in favore della Nuorese. Quando siamo arrivati al 25esimo nel corso del primo tempo, fa molto caldo, immaginiamo quindi che anche ci siano delle pause per le due squadre, vediamo se sarà così. Tanto ancora il pallone che arriva tra i piedi di Pisano, Ruiu all'indietro, Riccardo Pinna ancora all'indietro per Vagge, Ilea, Pisano subito attaccato da Giacomo Cocco, Congiu e lui attaccato, palla all'indietro per Vagge che va a servire Ruiu dall'altra parte, quindi siamo a sinistra ora, avanza il difensore rossoblu. Ruiu cerca De Martis che era un po' accerchiato, il pallone viene messo da Piga in fallo laterale, siamo poco oltre la panchina della Nuorese, va Ruiu a effettuare la rimessa, avvicina Milani, poi lascia stare, va a cercare invece Sartor, Ruiu però ha anticipato l'attaccante rossoblu, va Pisano a cercare di prendere palla all'altro numero 10 Nuorese che è Cocco e poi commette fallo Pisano sul capitano della Nuorese. Sono tanti numeri 10 anche se magari non portano il numero sulle spalle in queste due formazioni, giocatori sicuramente molto tecnici appunto tra Pisano, De Martis, Cocco, interessante anche questa sfida. Qui intanto il pallone va a Monni, è rimasta a terra Chessa sul contrasto forse con Milani. Così va a accendere subito un pattino intorno a Milani, è rimasta a terra Chessa ma stanno discutendo i giocatori. Va De Martis a cercare di mettere pace, non è successo nulla, assolutamente nulla di grave, e Ani va a spiegarsi e dire io non ho fatto nulla, dato da Chessa, è rimasta a terra. Tutto tranquillo, si ritorna a giocare, tra l'altro l'arbitro non ha fischiato nessun fallo, quindi si può riprendere con il pallone che sarà rinviato da Monni. Stiamo ancora discutendo con l'arbitro sia Milani che Chessa. Rimessa laterale in favore della Nuorese. Sì, no, in realtà il pallone è stato messo fuori, poi Bianco lo restituisce a Monni e si riparte l'estremo difensore di casa. A sinistra ora con Vilea che prova a contrastare Caboni, va poi Merenda, contrasto su Bianco, fallo su di lui, c'è di punizione a favore della Nuorese. Sarà proprio Merenda a battere questo calcio di punizione. Palla per Chessa. A Milani subito a cercare di bar palla, pallone indietro per Monni che
rinvia sulla sinistra, va bene in anticipo Bilea, pallone poi termina tra i piedi di Congiu, Pisano poi decide di sbrogliarla, di metterla all'indietro per Vagge, sono subito aggressivi sui portatori di palla i giocatori della Nuorese, anche in questo caso Bilea è aggredito, Pisano anche lui, aggredito da Cocco, pallone poi viene rubato in qualche modo, e la rimessa è della Nuorese. Va Caboni sulla sinistra, si porta fuori il pallone, dunque sarà rimessa dal fondo di Vagge. Ancora qualche secondo per assistere a questo rinvio da parte di Vagge. Invece di darla a Congiu e poi rinviare, sì no, temporeggia, poi le mani da Riccardo Pina, Ruiu sulla sinistra per il Milani, subito fermato da Iana in fallo laterale, Cocco che la cede a Ruiu. Per Masala, mette giù, ancora per Ruiu, ancora per Masala, rubano palla però i giocatori della Nuorese, palla ancora all'indietro per Monni, va subito Masala a dar fastidio a Monni e ci riesce perché è costretto a mettere un fallo laterale Monni sulla corsa di Masala. Rimessa già effettuata dall'altra parte, Bianco, Pisano, indietro per Bilea, prova ad avanzare il difensore rossoblu che viene messo giù, questa volta da Caboni, ex della Torres in campo, e sarà Giacomo De Martis a battere questo calcio di punizione sulla tre quarti, lato di destra, va a cercare subito sulla destra Bianco che si libera bene di un avversario, mette in mezzo Bianco ma rinvia la difesa Nuorese. Sticciano un po' i due giocatori della formazione di casa, poi ci pensa Caboni, spazzare via, mettere in fallo laterale. Un bello spunto di Bianco che è partito sulla destra, tiro cross forse è il suo, tanto Pisano che allarga per Ruiu, lascia rimbalzare il pallone, bene Ruiu, viene poi fermato però fallosamente. Calcio di punizione per la Torres sulla tre quarti, va Pisano a prendere il pallone, Pisano e De Martis sulla sfera, rimane solo De Martis, sarà lui a battere questo calcio di punizione. Vediamo qui tra l'altro De Martis segnò un gol stratosferico quasi da metà campo, una punizione bellissima, qui la distanza è ancora più ravvicinata, infatti mette la barriera comunque Monni. Siamo al 32esimo, fischia l'arbitro, intanto De Martis va a servire in avanti, libera bene la difesa della Nuorese, ancora De Martis, fermato però in fallo laterale, va Ruiu, effettuare la rimessa. All'indietro per Pisano che vede e serve De Martis sulla sinistra, si intendono molto bene i due, ancora De Martis per Milani, De Martis al mezzo per Sartor che viene però anticipato da Merenda, poi Pisano che mette il fallo su Cocco, prima il ritardo numero 10 della Torres. Subito dall'altra parte la Nuorese, ma c'è questa volta Bilea in anticipo su Caboni, pallone che termina in fallo laterale per la formazione rossoblu. 0-0 tra Nuorese e Torres, una gara sicuramente vivace con molto agonismo in campo, corretta fin qui
c'è stato qualche spunto polemico, ma tutto si è risolto abbastanza rapidamente. Intanto Milani va a cercare di rubare palla a Iana, costretto a mettere all'indietro la Nuorese, si riparte da Chessa che poi va a cercare Piga, subito va a rincorrere il pallone bianco, adesso palla all'indietro per Monni che deve liberarsi della sfera e ci arriva però Stefano Ruiu in anticipo su tutti. Sartor si libera in bello stile del marcatore, poi sono 3 su di lui, ha provato Sartor a mettere all'indietro, la palla è ancora per Masala, ancora manovrare la Torres, anche qui subito Cocco a cercare di rubar palla ma non riesce a Pisano, va Congio addirittura in metà campo, viene messo giù Congio, fallo non bellissimo da dietro di Ragazzu, nulla di grave, calcio di punizione, ora si gioca a ritmi un po' più alti, va De Martis ancora a cercare in avanti Sartor, deve uscire bene, trova bene il tempo Monni, era in agguato Sartor, cercato con un lancio in profondità, il lancio di Monni, il campo riesce a saltare Pisano su Cocco, Ruiu che non riesce a servire però il compagno, allora Cocco ci prova lui, Iana perde palla, riconquista, ancora però Masala su di lui, pallone che termina in fallo laterale, sarà la Nuorese ad effettuare la rimessa con Sau dalla destra a cercare Ragazzu che per qualche minuto è un po' scomparso dal gioco. Ruiu, ancora un rinvio di piedi di De Martis, subito attaccato De Martis, ancora Ruiu che viene messo giù sull'attacco di Piga, aggressiva la Nuorese sui portatori di palla, abbiamo detto 36esimo, si riparte con giù Vilea. Ora le due squadre hanno entrambe un po' rotto il ghiaccio dopo i primi minuti di questa gara, si gioca molto a viso aperto, va tanto Meloni, De Martis su di lui, commette fallo, capitano rossoblu, batte subito Chessa che non perde tempo, Piga che apre sulla sinistra, serve Caboni, Merenda, ora sulla sinistra non vediamo il numero del giocatore dall'altra parte, tra poco ve lo diremo. Tanto Pisano che serve all'indietro di testa a Vilea, pericoloso perché c'era il ragazzo in agguato, intanto esce bene la Torres da questa situazione, De Martis sulla destra, gioca un po' su tutto il fronte offensivo, capitano rossoblu, colpo di testa di Sartor, palla sui piedi, scusate, colpo di testa di Milani, palla sui piedi di Sartor che ha provato la conclusione dal limite, respinta ancora Torres però con De Martis, ancora in avanti per Sartor, questa volta abbiamo visto giusto ma il pallone è troppo lungo e arriva direttamente a Monni. Martis che sta correndo molto da destra a sinistra, sta giocando dietro le due punte Milani e Sartor, messi sugli esterni in questo primo tempo, questa prima amichevole ufficiale della Torres. 0-0 il risultato tra Nuorese e Torres, poi prova l'anticipo ma non lo trova Pinna e Giacomo Cocco lascia sfilare, poi va Congio a cercare di rubar palla e ci riesce a Ragazzu, Pinna all'indietro per Vagge, forse hanno preso un po' le misure i giocatori rossoblu di Ragazzu che appare anche un po' stanco, forse non ancora al meglio della condizione, abbiamo detto Nuorese ha una settimana di preparazione sulle gambe, stanno un po' dando tutto in questi minuti, questo primo tempo. Piga in avanti a cercare Ragazzu, pallone interessante ma non riesce a controllarlo l'attaccante della Nuorese in mezzo all'area, può invece controllare Vagge che va a servire Pisano sulla destra per Vilea. Tra l'altro c'è davvero molto caldo quest'oggi anche qui a Nuoro,
respira neanche un filo di vento. Va Pisano intanto, da posizione di play, va a servire Bianco che apre sulla destra per Bilea, posizione avanzata Bilea, riesce Bilea a farla passare questa palla, invece adesso sì con Bianco che poi deve essere contrastato da Merenda, il pallone termina in corner. 3-3, calci d'angolo fin qui. Calcio d'angolo, spero che mi sentiate un po' meglio adesso. Calcio d'angolo con De Martis sul pallone, va invece a battere Ruiu, esce bene il centrale della Nuorese, poi una conclusione di Bilea dalla distanza, il pallone che termina a lato. Spero che si senta, che vi arrivi più forte l'audio qui dalla Frogheria di Nuoro. 0-0 il risultato tra Nuorese e Torres in questa amichevole. Intanto c'è un fallo di Ruiu. Una battuta di Chessa per Merenda, attenzione perché c'era Milani in agguato. Tentare di rubar palla a Merenda. Riesce comunque a servire Chessa. Monni apre tutto a sinistra, davanti a lui Masala, deve mettere all'indietro per cercare Merenda, poi prova a partire, parte bene Caboni sulla sinistra, deve fermarsi però in attesa di compagni. Caboni ora con la sfera, se ne libera ora per Meloni, all'indietro per Chessa per Meloni per Sau, ancora Meloni, cercare Ragazzu che vede serve sulla destra Iana, può mettere in mezzo Iana e lo fa, c'è un calcio di rigore per il fallo di Congiu su Ragazzu, è andato giù Ragazzu in aria. Il direttore di gara era lì, sul pallone stava arrivando comunque Vagge, ma naturalmente sarebbe forse arrivato Ragazzo. E dunque calcio di rigore per la Nuorese quando siamo arrivati al 41esimo più o meno nel corso del primo tempo per il fallo di Congiu. Intanto viene espulso De Martis, ma come è possibile? Se iniziamo così iniziamo male. Viene espulso De Martis che stava parlando con l'arbitro, ovviamente un capannello di giocatori tutti intorno al direttore di gara. Abbiamo visto un cartellino rosso, l'indirizzo di De Martis. Stanno ancora parlando tutti intorno all'arbitro. Il direttore di gara aveva fischiato il calcio di rigore. Tanto i giocatori sembrano dire ma perché devi espellere il giocatore in una gara amichevole, poi tra l'altro vabbè, non sappiamo cosa gli abbia detto De Martis, ma speriamo che succeda solo nelle amichevoli, visto che l'anno scorso tra l'altro è stato un campionato con tante espulsioni. Cartellino rosso per De Martis che deve abbandonare il campo, lasciare la fascia tra l'altro, e ci sarà il calcio di rigore. Pronto intanto alla battuta Ragazzu. Dicevamo forse è meglio viverle adesso questi momenti in una gara che conta niente, ma ovviamente non è bello, perché sicuramente Mister Mariotti voleva anche delle indicazioni tecniche da questa sfida. Giocherà in 10 la Torres, parte restante di gara. Tanto dal dischetto va Ragazzu contro Vagge. Parte Ragazzu, pallone nell'angolino
aveva anche indovinato la direzione Bacci, ma era veramente molto angolata la sfera. Dunque Nuorese che passa in vantaggio 1-0 quando siamo quasi alla fine del primo tempo. E dunque formazione rossoblu che questa amichevole rimane in 10 ed è questa forse la nota poco simpatica, perché insomma si può vincere e perdere, poco importa, ma è importante magari riuscire anche a mettere in campo una formazione anche per testare tutti i giocatori, perché immaginiamo che il tecnico cambierà nel secondo tempo. E comunque 1-0, tensione. Intanto questo lancio di Pisano ancora per Sartor, che velocissimo, aveva battuto tutti i difensori, ma è sempre molto pronto Monni all'uscita. Quindi espulsione di De Martis, calcio di rigore per il fallo di Congio sul ragazzo e Nuorese in vantaggio 1-0 in questa amichevole estiva pre Coppa Italia, perché la Torres giocherà il 18 allo stadio Vanni Sanna. In effetti, come rovinare una partita, leggiamo tra i vostri commenti nella nostra chat, non sappiamo davvero cosa abbia detto De Martis, direttore di gara. Comunque Chessa si riparte con la Nuorese, possesso della sfera, Merenda, c'è un fallo fischiato a Piga, calcio di punizione già battuto per la Torres in questi ultimi scampoli di primo tempo. Congiu, Riccardo Pinna, e finisce qui il primo tempo tra Nuorese e Torres. Termina con la Nuorese in vantaggio 1-0 per il rigore realizzato dal ragazzo al 44esimo e nell'occasione con una protesta, non sappiamo di che tipo, sicuramente verbale, di De Martis nei confronti dell'arbitro, c'è stata espulsione, il cartellino rosso. Torres che giocherà in 10 anche il secondo tempo. Si va negli spogliatoi e noi ci sentiamo tra poco per riprendere la cronaca di questa prima amichevole estiva della Torres. Tra poco.